Ci sono anche altri due atleti, il maratoneta Eyob Fanil, residente a Bassano del Grappa, ed il mezzofondista Katalin Tekuceanu, nel coneglianese, neonaturalizzati italiani nel conto degli atleti veneti che partecipano alle Olimpiadi di Parigi, facendo salire a 34 il numero dei campioni per il quali la nostra regione sta facendo il tifo, dai campionissimi delle Fiamme Oro di Padova ai tanti giovani atleti, dal nuoto al ciclismo, dall'atletica alla pallavolo. I motivi di orgoglio non mancano. Al di là dei veneti acquisiti, perché, tesserati Fiamme Oro Padova come, Marcel Jacobs, Jimbo Tamberi e Larissa Iapichino, da cui aspettiamo da tutte e 3 grandi, grandi soddisfazioni, non posso non citare Thomas Ceccon che, è sicuramente un grandissimo talento, ma anche una grandissima persona, un bravissimo ragazzo che ha anche cosciente dei suoi mezzi, è lì per, fare bene e sono convinto che porterà a casa tornerà a casa nel Veneto portando al collo un bel peso di metallo prezioso. Tutti pronti a tifare gli azzurri e gli atleti che fanno del Veneto una delle regioni italiane più rappresentate sotto la Torre Eiffel, Veneto che tra l'altro quest'anno ha conseguito il titolo di Regione Europea dello Sport e sta investendo soprattutto per portare avanti i valori dello sport tra i giovani. Anche la Regione Veneto ha, diciamo, anche in forza del fatto che è Regione Europea dello Sport, in forza del fatto che lo sport è entrato Costituzione, in forza che si è trovata anche la possibilità di farlo, ha molto rinforzato il supporto economico per lo sport. Ma lo sport ha tanti valori e valenze. Qualcuno, come dico sempre io, facendo sport, andrà anche alle Olimpiadi e porterà a casa anche la medaglia d'oro, ma tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sport si arricchiranno facendo sport e lo sport contribuirà da agenzia educativa qual è, a farli crescere e diventare cittadini migliori per l'Italia.